Buonasera, bentrovati col notiziario di Prealpina.it. In primo piano il quadro provinciale della viabilità e delle infrastrutture viabilistiche con le maggiori criticità e i progetti per risolverle. Partiamo dal capoluogo Varese, dove ogni giorno 110.000 auto bussano agli ingressi della città. Per un'auto che esce da Varese, 2 ne entrano. Le grandi arterie convergono sul centro cittadino, servirebbe un sistema interno di tangenziali che viene ipotizzato ormai da decenni e che in parte ha trovato risposte e altre ne troverà a breve con la riqualificazione del principale ingresso in città, ovvero Largo Fraiano, dove confluisce la bretella dell'Autolaghi. Un altro nodo sullo scacchiere provinciale è quello di Pedemontana, dove c'è ancora il problema di un pedaggio che ne penalizza l'utilizzo e restano inoltre da completare i collegamenti con Brebemi e le strade provinciali del Varesotto. Poi il quadro include tra i problemi la statale varesina nell'area del Saronnese, dove restano da risolvere i problemi degli incroci pericolosi e l'abitato di Gerenzano attraversato da mezzi pesanti. E in questo quadro poi ci spostiamo a Busto Arsizio con i pericoli legati all'innesto in autostrada in direzione Varese. Tutti questi temi viabilistici verranno sviluppati sulla Prealpina in edicola domani. E ora il quadro dell'emergenza Covid. I dati diffusi poco fa da Regione Lombardia confermano un progressivo rallentamento del contagio. Incoraggiante in particolare la forte riduzione dei ricoverati in terapia intensiva, che per la prima volta da tempo sono sotto i 500 ricoveri in Lombardia, un decremento anche dei ricoveri negli altri reparti ospedalieri lombardi. Sono 1.759 i nuovi positivi in Lombardia a fronte di 51.195 tamponi effettuati. L'indice di positività è al 3,4%. In provincia di Varese 176 nuovi casi, quella di Varese è la terza provincia più colpita in Lombardia dopo Milano e Brescia. Mercoledì la tragedia a Busto Arsizio dell'operaio di 49 anni Cristian Martinelli, morto sul lavoro alla Luigi Bandera. Questa mattina mobilitazione dei sindacati davanti alla prefettura di Varese. Le delegazioni di CGIL, CISL e UIL si sono incontrate col viceprefetto vicario Fabio De Fanti. È stata ribadita l'importanza di controlli e sicurezza nei luoghi di lavoro. Spostiamoci adesso a Varese, dove questa mattina sono stati tracciati i posti auto nell'area di parcheggio del cimitero di Casbeno. Era una soluzione attesa e più volte sollecitata. Vediamo come è andata in questo servizio. Siamo a Casbeno, questo è il parcheggio del cimitero. Questa mattina sono iniziati i lavori per definire gli spazi dove le auto potranno parcheggiare. È un'opera che era stata richiesta, quella appunto di definire bene gli spazi tracciando le linee sull'asfalto, perché qua le auto parcheggiavano in modo scomposto e si venivano a creare quindi dei disagi, in quanto pur essendo un'area molto ampia capitava che non tutte le auto ci stessero proprio perché parcheggiate male. Ora, definendo gli spazi e disciplinandoli con sosta con disco orario a un'ora, si dovrebbe risolvere questo problema, con la definizione inoltre degli spazi, degli stalli dove appunto sostare con l'auto e la definizione della sosta massima di un'ora con disco orario. Si risolve anche un altro problema, quello dei pendolari che lasciavano qua l'auto tutta la giornata, penalizzando chi invece doveva recarsi qua al cimitero. Ecco, ora è l'una, dopo 4 ore di lavoro cominciano a vedersi tracciati sull'asfalto i parcheggi e saranno 4 file di posti con la delimitazione di un'ora di sosta libera con disco orario, questo per evitare che quest'area, come è già avvenuto in passato, diventi meta dei pendolari e quindi era necessaria anche una regolamentazione.
E infine lo sport con il calcio, rinviata la gara che il Città di Varese avrebbe dovuto disputare mercoledì prossimo, 12 maggio, in trasferta contro la Sanremese, la partita che già rappresenta un recupero di gara non disputata, slitta a data da destinarsi a causa del Covid. La Sanremese ha infatti 10 giocatori risultati positivi. E con questo è tutto, appuntamento al notiziario di domani delle ore 13. Una buona serata.